Benvenuti, bentrovati allo speciale medicina. Allora, pandemia è sempre pandemia, però ecco, vorremmo oggi parlare di alcuni aspetti che stanno dentro la pandemia e non soltanto dal punto di vista infettivologico. Abbiamo contato tanti malati e tanti morti, però dentro questo orrore, dentro questo silenzio, questo anno tortuoso che ci ha così coinvolti, ecco, dobbiamo considerare come le restrizioni in corso hanno sicuramente implicato una prolungata condivisione degli spazi con il maltrattante. E infatti oggi parleremo della violenza sulla donna, la violenza di genere che tanto attanaglia questa nostra società, e quindi possiamo soprattutto delineare quello che è un aumento della violenza sulla donna, ma anche un aggravamento. E poi pensiamo anche ai bambini, alle bambine, ai figli che assistono a questi momenti drammatici dentro le mura domestiche e ascoltano il rumore delle percosse, le urla, gli insulti. Ecco, questo sicuramente depone un attimo una grande riflessione, la tristezza in questi bambini, in queste bambine che vivono nella loro quotidianità, ecco, questa angoscia, questa disperazione, soprattutto il senso di impotenza perché magari lì vengono fuori i sensi di colpa e anche sul piano emotivo, sul piano cognitivo, sul piano comportamentale anche delle conseguenze molto importanti. Bene, con me in studio, in collegamento per affrontare questi argomenti, ecco, se Giacomo ci dà i nostri ospiti, io presento subito. Allora, Giorgio Patti, sociologo, responsabile del servizio aziendale di sociologia e referente aziendale contro la violenza sulle donne. Benvenuto. Buonasera. Grazie. La dottoressa... Grazie Simona per l'invito. Grazie a te. La dottoressa Antonella Gallo-Carrabba, sociologa e responsabile del centro antiviolenza e anti-stalking Telefono Aiuto Agrigento. Benvenuta. Buonasera a tutti e ciao Simona. E con noi anche Sabina Schifano, avvocatessa, con la quale affronteremo l'argomento, insomma, che ci interessa a completare, no, la nostra conversazione. Quali sono le leggi attorno alla violenza sulle donne, come ci dobbiamo tutelare, come si deve tutelare la nostra società in un momento dove la convivenza forzata e l'instabilità socio-economica sicuramente ha determinato, oltre all'emergenza Covid, anche l'emergenza proprio sulla tutela della salute delle donne. Grazie e benvenuta. Grazie Simona, buonasera a tutti. Allora, dottore Patti, quindi dal punto di vista ASP, dal punto di vista che ci riguarda come tutela della salute, no? Delle donne, ecco, l'ASP come si muove in tal senso? Allora, il nostro obiettivo, come tu sai, perché tu sei mia collega in ASP, è quella di lavorare sulla prevenzione e non sulla repressione come possono fare magari le forze dell'ordine. E quindi il nostro obiettivo della prevenzione è quello di attuare una prevenzione di primo livello, e cioè prima che il danno avvenga, e tant'è che da 20 anni lavoriamo con il telefono aiuto per i casi di violenza. Abbiamo creato assieme all'associazione Focus questo servizio specialistico sulla violenza per arginare, prevenire e contrastare i fenomeni di violenza. Si chiama telefono aiuto, magari si chiama telefono aiuto perché è un servizio aperto a tutte le categorie, non è specialistico per la violenza sulle donne, ma anche per i minori, gli anziani e tutte le categorie. Non guardiamo né il colore della pelle, né l'età, né il sesso, né altro. E quindi noi dell'ASPE, avendo a cura la prevenzione attraverso i nostri servizi, ci interfacciamo con il telefono aiuto, che è un centro specialistico ormai da ventennale esperienza, per prendere in carico questi casi di violenza che arrivano. E
allora, dottore Patti, le segnalazioni evidentemente ci sono anche nella nostra ASP, ecco, ma secondo il suo punto di vista è abbastanza quello che si sta facendo, è abbastanza quello che si farà, e, insomma, c'è una corrispondenza tra l'utente e la nostra ASP nei confronti e nei riguardi della tutela della salute della donna rivolta in tal senso, cioè contro la violenza? Allora, il problema di base è che noi abbiamo dei servizi specialistici come i consultori, che ci siamo reso conto che di fatto le donne, quando anche transitano dal consultorio, molto spesso donne vittime di violenza non chiedono aiuto in tal senso, ma ci vanno per altri motivi sanitari. E quindi è stato creato un servizio, diciamo, asettico dall'ASP, che è il telefono aiuto, appunto per poter raccogliere maggiormente queste richieste di aiuto. Il problema di base è che è un dato sempre sommerso, anche se nell'ultimo periodo sta uscendo fuori, dico, a differenza del 2003-2004, quando si è iniziato a parlare di telefono aiuto, adesso parlare di violenza è molto più semplice. Ma di fatto è un dato che, essendo una violenza apertamente che viene agita all'interno della famiglia, è molto protetto e molto chiuso. Quindi l'obiettivo qual è? Quello di parlarne. Quindi io ringrazio questa trasmissione e anche te, Simona, perché non era la prima volta che c'è per fare passare il messaggio. È importante parlarne e arrivare principalmente ai giovani, perché come abbiamo visto ultimamente con la situazione di Caccamo, la violenza non è solamente nel mondo adulto, ma anche nel mondo minorile. E quindi dobbiamo parlarne, fare capire che ci sono i servizi, ci sono i servizi pubblici, ci sono i servizi sociali, ci sono le associazioni che possono aiutare. E anche il fatto di segnalare un dubbio, questo può molte volte salvare una vita. Quindi segnalare non vuol dire, come nel nostro inteso, è fare la spia. E segnalare nel nostro caso è levarsi il dubbio che può essere che puoi salvare una vita, quindi la segnalazione si può fare in via anonima, quindi senza problemi per chi segnala, però dà la possibilità di aiutare sicuramente qualcuno. Dottore, come ci si accorge che un minore, parlo di un bambino, di una bambina, abbia subito violenza? Allora, noi abbiamo fatto negli anni, abbiamo fatto ultimamente 1 anno e mezzo fa l'ultimo, poi c'è stata la pandemia, abbiamo un poco sospeso. Noi facciamo dei corsi assieme al telefono aiuto, assieme ai colleghi dell'ASP per sensibilizzare gli insegnanti, perché cerchiamo di mettere degli occhiali che consentono loro di capire e captare questi messaggi. Possono essere quando una persona è particolarmente isolata e chiusa, quando si veste magari in maniera inappropriata rispetto alla stagione. Ci sono vari segnali che possono darci da pensare che quella persona magari è trascurata e non è seguita dalla famiglia, oppure si ha anche atteggiamenti da adulto, specialmente di tipo sessuale. Quindi diciamo che è giusto che gli insegnanti facciano insegnanti, ma noi cerchiamo di dargli quegli strumenti, così come anche ad altre tipologie di professionisti, per capire e leggere meglio magari dei segnali che magari passerebbero inosservati. E quindi è questo, dare sempre, fare prevenzione e informazione per comprendere e prevenire il problema. Grazie, dottore Patti. Dottoressa Antonella Gallo-Carrabba, allora, il centro antiviolenza, la rete antiviolenza esiste, è presente, è attiva, può supportare le donne in difficoltà? Sì, appunto, parliamo appunto di rete, il lavoro di rete che è fondamentale in queste situazioni. Telefono aiuto ormai c'è da 20 anni nel nostro territorio. Siamo nati come esperimento di un servizio che tutelasse le vittime di violenza
parlo del 2003, quindi quando nel 2003 praticamente la violenza era ancora un tabù, era un qualcosa che si considerava un problema sempre rivolto esclusivamente alla coppia, quindi esclusivamente riguardava quella coppia, e quindi anche i vicini, i familiari e anche le istituzioni difficilmente potevano arrivare a quella famiglia. Oggi si parla di rete proprio perché tutti insieme dobbiamo collaborare, nessuno da solo può riuscire ad aiutare quella donna, perché sono tanti passaggi, è un percorso lungo che ha bisogno appunto della collaborazione di tutti, a partire dagli enti, ma non solo, perché non dobbiamo pensare che per aiutare una donna vittima di violenza, per aiutare un minore, ma io dico sempre aiutare quella famiglia, perché non è semplicemente la donna. Quando in un nucleo familiare la donna è vittima di violenza, è tutto il nucleo familiare ad essere interessato, e deve essere interessato e preso in carico dagli enti, e quindi questi enti devono essere diversi, ognuno con diverse professionalità, quindi l'ASP, i consultori, i centri antiviolenza, le forze dell'ordine e comunque anche la comunità intera, perché sicuramente per fuoriuscire una problematica che riguarda la violenza intrafamiliare, quindi la violenza di genere, ma anche la violenza assistita, la violenza che avviene sui bambini, non solamente servono le istituzioni, perché spesso le istituzioni possono arrivare dopo che è successo qualcosa, che già è avvenuto un fatto comunque che ha destato attenzione, ma spesso invece gli indicatori, le prime avvisaglie, c'è un altro passaggio importante, che è quello del vicinato, è quello della famiglia. Quindi anche la famiglia, il vicinato deve stare attento, non si tratta di essere spioni, tra virgolette, di spiare i movimenti di quella famiglia, ma comunque di considerare che se visibilmente si cominciano a vedere dei cambiamenti, come per esempio, lo vediamo spesso in tante occasioni quando succede un femminicidio, spesso i vicini di casa raccontano che hanno capito che nel tempo qualcosa non andava, perché magari quella donna solare, quella ragazza che amava stare in compagnia, d'un tratto o piano piano hanno visto che ha cambiato atteggiamento, ha cambiato modo di vestire, non frequentava più nessuno, usciva raramente. Ecco, già questi sono dei segnali importanti, e quindi la rete è questa, la rete non è fatta solo delle istituzioni, quindi non dobbiamo pensare che siano gli altri ad aiutare, ma siamo ognuno di noi. Quindi il lavoro che noi facciamo è anche questa, la prevenzione, la sensibilizzazione va fatta a 360 gradi, a partire dal vicino di casa fino alle forze dell'ordine, fino ai centri antiviolenza, fino ai consultori, i servizi sociali comunali. Quindi tutti insieme. Dottoressa, allora, questo isolamento imposto, questo anno insomma di quarantena, siamo passati attraverso varie colorazioni, ma abbiamo avuto delle imposizioni, delle ristrettezze comportamentali. Questo ha scoraggiato la denuncia, cioè il resoconto di quest'anno da parte vostra, che siete allora quelli attenti, gli ascoltatori, coloro i quali raccolgono le richieste d'aiuto. Di solito insomma la telefonata avviene quando il partner, il marito, il compagno è fuori casa. Ecco, in questo anno di pandemia che cosa è successo? C'è stato più silenzio e quindi un aumento e un aggravamento delle violenze domestiche? Devo dire fortunatamente, tra virgolette, le chiamate non sono diminuite, anzi sono quasi un po' aumentate. Abbiamo escogitato varie situazioni per facilitare l'accesso delle donne e quindi la possibilità che si potessero mettere in contatto con noi. Abbiamo attivato infatti nel momento in cui a marzo siamo stati in lockdown, abbiamo attivato un cellulare perché proprio avevamo l'impossibilità anche noi stesse operatrici di arrivare presso il centro.
E naturalmente ci hanno aiutato i social network, quindi abbiamo la pagina Facebook, abbiamo Instagram, abbiamo tutta una serie di, attraverso quindi i messaggi che ci arrivavano tramite Facebook e Messenger o Instagram, abbiamo dato la possibilità a tante donne di mettersi in contatto con noi. Poi abbiamo anche il nostro cellulare che abbiamo attivato immediatamente, è diventato di dominio, diciamo, delle donne, diciamo, che ne avevano bisogno, e le chiamate sono arrivate quasi tutti i giorni. Sia di donne che già avevamo in carico, ma anche di nuove utenti. Dottoressa, c'è stato un aumento della richiesta di aiuto durante la pandemia, perché questo è quel che si sospetta in realtà, no? Che proprio la costrizione a stare dentro casa e condividere le mura domestiche ha portato a un inasprimento degli atteggiamenti e a, insomma, un insulto maggiore da parte di alcuni uomini nei confronti delle loro mogli o delle loro compagne. Sì, sicuramente il tempo a disposizione per litigare, tra virgolette, per non sopportarsi è aumentato. Quindi in questo caso le violenze, la violenza psicologica soprattutto, gli sguardi pesanti sono aumentati. E abbiamo visto dal monitoraggio che abbiamo fatto, come tutti gli anni, delle nostre attività, che abbiamo avuto un aumento del numero di chiamate, soprattutto sono aumentati anche i messaggi e la fascia oraria, proprio perché magari la sera tardi o la mattina presto abbiamo riscontrato un aumento del numero di questi messaggi. Presumibilmente era il momento in cui il marito magari di pomeriggio riposava, o la mattina usciva magari a portare fuori il cane, o comunque la sera tardi andava a letto presto o magari guardava la televisione in un'altra stanza, e quindi abbiamo riscontrato, diciamo, questa differenza in termini di orario dei contatti che si sono avuti con noi. Soprattutto in questo però abbiamo riscontrato la quasi assenza delle richieste da parte dei ragazzi, dei giovani, perché per loro è risultato più difficile, perché mentre attraverso la scuola, che è un altro ente, che fa un altro nodo della rete, importantissimo per quanto riguarda la segnalazione e per quanto riguarda la prevenzione, naturalmente i ragazzi non avendo la possibilità di andare a scuola, quindi di allontanarsi da quel nucleo familiare, dalla casa, naturalmente hanno avuto meno spazio rispetto alle mamme, perché magari a questo numero di telefono, il chiamare il centro antiviolenza, sicuramente per un ragazzino, per una ragazzina, spesso può diventare anche più difficoltoso, perché già è difficile per una donna. Pensiamo... Dottoressa, mi scusi, nel momento in cui avviene questa telefonata da parte del minore o da parte della donna ormai distrutta da una vita familiare difficile, fatta di incomprensioni ma anche di violenza fisica oltre che psichica, ecco, ma come si agisce? Qual è la risposta che date voi? Innanzitutto la prima risposta, quella fondamentale, è l'ascolto della donna, l'ascolto immediato, perché ricordiamoci sempre che il momento in cui una donna, una ragazza prende il coraggio, alza la cornetta per chiamarci, sicuramente ha già fatto un percorso con se stessa, una presa di coscienza, soprattutto un salto di qualità nella sua vita, perché sta cercando aiuto. Quindi nel momento in cui chiama, la prima cosa che è necessario fare è quell'ascolto empatico, il continuare a dare a questa donna la fiducia e soprattutto instaurare un rapporto di fiducia con l'operatrice. Ricordo sempre che le operatrici del centro, quando rispondono al telefono, già iniziano la presa in carico. Significa che questa donna, questa ragazza, nel momento in cui poi deciderà di fare il colloquio de viso, quindi venire presso il centro, che è uno dei servizi che offriamo sicuramente per il suo percorso, verrà presa in carico dalla stessa persona che ha risposto al telefono, quindi a garanzia soprattutto della riservatezza. Non c'è bisogno che va a raccontare nuovamente a un'altra persona la sua storia, perché già al telefono, se ha raccontato e ha trovato il coraggio, sicuramente
è stato già forte questo momento, quindi andare e ritrovare un'altra persona e riprendere da capo sicuramente non è possibile. Quindi da lì inizia il percorso di presa in carico. Una volta che la donna poi accetta di venire al centro e quindi fare il colloquio, verrà fatto un primo colloquio che si chiama colloquio d'accoglienza, alla presenza mia, della psicologa e dell'assistente sociale. Finito questo primo colloquio dove lasciamo la donna libera, nessuna domanda viene fatta a questa donna, ma viene lasciata libera di raccontare. A volte racconta delle cose che dall'inizio del matrimonio poi passa al fidanzamento e passa a quello che è successo ieri sera. Lasciamo libera la donna perché poi inquadreremo insieme tutta la situazione e finito questo primo colloquio inizia il vero percorso, perché diamo la possibilità alla donna di ritornare, di iniziare il percorso, un percorso che può essere designato, diciamo, disegnato secondo il suo bisogno, quindi a cadenza settimanale, quindicinale, secondo le sue esigenze. Dottoressa, ma tutto questo avviene ma non in pandemia. In questo anno quali difficoltà avete riscontrato e come avete ovviato alla difficoltà di incontrare e di seguire in questi percorsi, in queste fasi, la donna che si chiede aiuto perché subisce violenza a casa? Abbiamo appunto, come ho detto, attivato questo cellulare, dove è stato possibile, abbiamo fatto anche delle videochiamate per le donne, perché a volte non serve solo sentire la voce di un'operatrice, ma serve anche ritrovarsi quasi faccia a faccia, diciamo così, grazie alla videochiamata, la possibilità di potersi quantomeno vedere. Per molte già è anche questa una garanzia di sicurezza. Dopodiché abbiamo cercato di sostenerle nei momenti in cui loro avevano necessità, limiti d'orario naturalmente, perché anche in questo senso abbiamo dovuto supplire a tante situazioni e quindi a volte, essendo che eravamo tutti a casa, sicuramente non c'era né il pomeriggio né nella mattina e quindi limiti di orario d'ufficio, cosa che normalmente noi nemmeno facciamo perché il cellulare è sempre attivo. Poi, se in alcuni casi è stato necessario, sono state diciamo prese i contatti con i servizi che necessitava la signora magari di fare la denuncia. Abbiamo fatto qualche volta anche un inserimento in una comunità, perché ricordiamoci che quando il lavoro di rete è anche questo, perché quando il caso necessita di una messa in sicurezza della donna e dei figli, sicuramente si agisce immediatamente, si agisce coordinandosi con le forze dell'ordine, coordinandosi con le comunità, in maniera tale da mettere in sicurezza immediatamente la donna e soprattutto i bambini che sono con la donna. Grazie dottoressa. Allora a questo punto ecco, entriamo anche nel vivo di quello che è l'aspetto giurisprudenziale che a noi interessa, perché un po' abbiamo fiducia nelle istituzioni, in tal senso a volte tanta sfiducia, dottoressa, avvocatessa Sabina Schifano. Ecco, noi chiediamo aiuto anche in questo senso. Abbiamo capito tanto, sappiamo che c'è una legge, no? Dall'agosto del 2019, o sbaglio? Ma questa legge, allora il tempo che intercorre tra la denuncia e poi la sicurezza da parte di chi deve insomma in qualche modo difenderci è tanta e breve, perché tutti questi femminicidi avvengono ancora dopo che la donna diciamo ha denunciato la violenza, insomma il suo stalker? Perché ciò avviene? Cosa c'è che va e non va? Allora, diciamo che il problema è molto complesso. Tutti ci chiediamo, e sono io la prima, credimi, la notte non ci dormo, quando cerco di capire perché avviene questo, dove abbiamo sbagliato. La prevenzione c'è, abbiamo fatto tanta informazione. Abbiamo insegnato alle donne a prendere consapevolezza dell'essere vittima di violenza. A volte riusciamo ad arrivare alla denuncia. Questo è un primo punto debole, perché non sempre la donna che è stata presa in carico ha chiesto aiuto, parlo per noi, diciamo al centro antiviolenza, è stata seguita in questo percorso, arriva ad un momento che non vuole
esporre la denuncia. E questo è il primo grande problema, perché sì, è vero, diciamo, ma ci sono quelle donne che hanno fatto la denuncia, ma non è servito a niente. In realtà noi questo non lo sappiamo, che non è servito a niente. Di certo è che il legislatore si è sforzato moltissimo di mettere sul campo tutta una serie di strumenti che agevolano la denuncia, che individuano le fattispecie di reato che ruotano attorno alla violenza sulla donna. Abbiamo fatto un'evoluzione culturale e legislativa. Abbiamo finalmente visto la presa in considerazione della violenza psicologica. Ricordo il famigerato stalking e atti persecutori che solo nel 2009 è entrato nel nostro ordinamento. Ci siamo sforzati di inquadrare una serie di norme procedurali che accorciassero i tempi. È proprio questo il problema grande, che a volte prima di una sentenza arriva la coltellata e arriva il femminicidio. Quindi diciamo che lo sforzo c'è. Che cos'è che non funziona? Abbiamo visto l'introduzione di questo codice rosso, cioè dire una serie di norme che hanno modificato il codice penale e il codice di procedura penale, proprio nel tentativo di dare una corsia preferenziale, appunto mutuando da quello che succede al pronto soccorso, no? Il codice giallo, il codice verde, il codice rosso ci dà l'indicazione di qualcosa di urgente, di qualcosa a cui dobbiamo ricorrere immediatamente. E così arriva la notizia di reato alle forze di polizia, e questa notizia di reato deve arrivare immediatamente davanti al giudice, senza formalismi. Anche con la telefonata, l'operatore di polizia che acquisisce una denuncia che riguarda maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, lesioni di una donna ad opera del suo coniuge o ex compagno, perché teniamo presente che il filo conduttore di questa problematica è l'incapacità di gestire le relazioni sentimentali. Alla base c'è sempre questo filo conduttore della relazione sentimentale, che viene anche vista dal legislatore come un aggravante rispetto a questo tipo di reati. Quindi arriva subito la notizia al magistrato, il magistrato inquirente, il pubblico ministero, dovrebbe sentire immediatamente la donna che ha fatto la denuncia. Lo dovrebbe fare nel giro di 3 giorni, entro 3 giorni. Dico dovrebbe perché quando sul tavolo ci sono centinaia di fascicoli, decine e decine di denuncia, tutto quello che è diciamo urgente non lo diventa più urgente, e quindi c'è questo scollamento, diciamo, con la realtà delle cose. Se ci fossero più... Ecco perché questo scollamento, come ha detto lei, porta poi alla morte della donna che ha denunciato, ma non è stata supportata. Se si arriva alla denuncia, la denuncia arriva sul tavolo del magistrato, il magistrato poi potrà sicuramente adottare delle misure di sicurezza che serviranno ad allontanare l'autore del fatto, a mettere in sicurezza la donna, però diciamo deve arrivare questa denuncia che tante volte non arriva, e questo è uno quello su cui veramente dobbiamo battere. Tu donna, sì. Volevo chiederle anche una cosa, sempre parte del ok, adesso mi sente? Sì, ok. Volevo dire, allora c'è un altro tipo di violenza gravissima tra i giovani, che è quella della diffusione di immagini o video sessualmente espliciti, così cita la legge e così condanna la legge. Ecco, questo è un fenomeno
che purtroppo dilaga e che insomma non si riesce proprio a fermare, malgrado siano state date delle censure nei social, imposizioni a chi gestisce i social di evitare sia sui social che insomma, sulle compagnie telefoniche, ma ciò in realtà non avviene. Questi casi esistono e sono tanti. Da là e da lì ci sono stati anche suicidi dei giovani, no? Esattamente, questa è una problematica che si affaccia ai nostri giorni sicuramente nuova, tant'è che la normativa è del 2019 e proprio in quel pacchetto di norme del codice rosso che abbiamo individuato questa nuova fattispecie di reato che viene definita sempre con i nostri soliti inglesismi revenge porn, la vendetta porno. Quando sostanzialmente immagini o video sessualmente espliciti che erano stati fatti per essere riservati vengono messi in rete senza il consenso della persona che viene ritratta. E voi capite che si tratta di una situazione devastante per il soggetto che finisce nel mondo della rete e che ha portato anche a suicidi, come hai ricordato tu. Perché donne che sono state vittime di questo tipo di reato, parlando con i loro psicologi, dicevano quasi di avere subito una violenza sessuale, perché si entra veramente nel proprio intimo. Pensiamo a due fidanzatini che magari per scherzo, oppure semplicemente per ricordare un momento di intimità bello, di fronte alla rottura e alla vendetta che vuole praticare il fidanzato nei confronti della ex, immette queste immagini al pubblico ludibrio veramente. E quindi è una problematica. Cosa rischia il giovane che mette in rete o che divulga attraverso il cellulare tali immagini? Che poi voglio dire, anche chi si sottopone a certi video, voglio dire, è anche informato. Tra i giovani l'informazione oramai c'è su questo fatto, che è un dato di fatto, non si deve fare. Voglio dire, la sessualità può essere vissuta con una complicità differente e non per noia e dover insomma richiedere ecco, l'eccitazione, diciamolo pure, la ripresa di ciò che avviene. Insomma, anche tra i giovani c'è cultura. Io non posso pensare che nel terzo millennio stiamo formando una massa di ignoranti in tal senso. Dico, ragazzi, per quanto fragili, deboli, non mi pare che ci sia tanta fragilità o debolezza da parte di chi si sottopone volontariamente alle riprese volte in tal senso. Cioè, sono un po' critica, anche un po' severa io in questo senso, ecco. Allora, intanto ti dico questo, le pene sono severissime. Parliamo di pene fino a 5 anni, parliamo di multe fino a 15.000 euro. E noi ci siamo sforzati tanto proprio nel mondo della scuola, facendo degli incontri e delle videoconferenze in questo ultimo anno. Ne abbiamo fatto una di recente organizzata dalla professoressa Angela Rancatore, dove ci siamo sforzati di affrontare l'argomento e di farlo comprendere ai giovani, ma dico anche che lo dovremmo comprendere noi adulti, e lo sai perché? Perché anche per noi è molto semplice ricevere un video e quasi per scherzo girarlo all'amica, perché si deve sapere che non è punibile soltanto chi effettua l'azione della messa in rete del video, delle immagini sessualmente esplicite. Diventa autore di reato anche chi condivide quel video, per cui pensiamo con quanta facilità e leggerezza usiamo noi questi strumenti e come si potrebbe veramente rimanere incastrati sia dal punto di vista della vittima che dal punto di vista dell'autore di questa fattispecie criminosa. E purtroppo il dato che emerge è che si è abbassata tantissimo la fascia degli autori di questo reato. Parliamo
della fascia proprio giovanile, probabilmente perché non c'è consapevolezza, ma penso che questa consapevolezza comincia ad essere acquisita, perché abbiamo fatto tanti sforzi per arrivare a informare i ragazzi anche su questi aspetti. Avvocato, allora siamo quasi alla fine di questo speciale medicina, per cui vorrei che lei desse, che tu Sabina, noi ci conosciamo, dessi un messaggio ai giovani, ma soprattutto direi ai genitori, perché forse manca un po' più di dialogo fra mamma, papà, figlio, figlia. Ecco, dovremmo un po' abbattere quelli che sono i falsi pudori e affrontare con i nostri figli questi argomenti. Ecco, io capisco che l'informazione sia assolutamente basilare, che voi vi sforziate tantissimo e in realtà portate avanti un progetto di divulgazione informativa importantissima in tal senso tra i giovani, però dico, non dovremmo anche incoraggiare i genitori a parlare un po' più con i figli? Ecco, un messaggio. Questo è alla base di ogni cosa. Per affrontare tutti i problemi nell'ambito della famiglia bisognerebbe avere un dialogo costante tra genitori e figli. Insomma, sappiamo tutti che ci sono genitori che cascano dalle nuvole quando esce fuori che il loro bravissimo ragazzo ha partecipato ad una violenza di branco, per esempio. E quindi è chiaro che alla base ci deve essere questo dialogo, questa comprensione, non dico indagare, ma comunque dialogare, capire di che cosa si occupano i nostri ragazzi, tenendo presente che per prevenire sicuramente occorre lavorare su tanti fronti, tanto quello culturale, quindi quello dell'informazione, quindi diciamo quello normativo e poi anche spostare un attimo, consentimi Simona di puntare l'attenzione su una cosa, spostare un attimo l'attenzione, la visuale non più tanto sulla donna vittima, perché ormai è da 20 anni che parliamo di questi temi e sappiamo che ormai la ragazza è preparata a questi argomenti, ma spostiamolo dal punto di vista dell'uomo, cioè noi dobbiamo cercare di educare a questo punto l'uomo, dobbiamo cercare di far riprendere la consapevolezza che lui è un maltrattante, cioè fare per esempio, dico, dei corsi, com'è l'alcolista che va a fare i corsi per acquisire la sua patologia. Anche l'uomo violento dovrebbe essere educato e acquisire questa consapevolezza per cercare di arginare questo suo comportamento. Quindi il messaggio è quello, intanto del dialogo costante, marito e moglie, coniugi, genitori e figli sicuramente. Poi arrivare alla denuncia perché da soli non ce la si può fare e spostare la visuale del nostro impegno anche sull'uomo per cercare di educarlo alla non violenza. Grazie Sabina Schifano. Giorgio Patti, allora, progettualità riguardo quella che è l'informazione. Ci può stare un cambiamento in quello che è appunto il vostro progetto di informare sia genitori sia figli? Insomma, ci sono delle aspettative differenti nella comunicazione? Ha qualche idea? Allora, il mio lavoro è quello della comunicazione, quindi mi invita a nozze. Noi abbiamo sempre cercato di attuare tutte quelle strategie utili in rapporto al momento che viviamo. Adesso c'è la pandemia e quindi stiamo cercando di cambiare anche il modus operandi di comunicare. Adesso lavoriamo sui social, lavoriamo sulle videoconferenze, però l'obiettivo è sempre quello, come diceva l'avvocato Schifano, della comunicazione tra genitori e tra i sessi minori, perché ormai gli adulti lo sanno cos'è la violenza e molte volte si fa, non si vede più questa violenza. Io ti faccio un esempio. Noi quando siamo nati nel 2003 facevamo degli spot dove si vedevano le immagini cruente, pugni,
la donna tutta con i lividi, oppure, che so, occhio nero. E questo all'inizio ci dava un ritorno di chiamate. Quando passava lo spot a Teleacres nelle TV locali, dopo un certo periodo ci chiamavano e dicevano: ho visto lo spot in questa TV. Adesso la comunicazione non è più quella cruenta, ormai il cittadino, l'utente non vede più la violenza fisica, perché la violenza non è solo fisica. Io voglio anche dare un cenno che noi nella nostra provincia abbiamo un dato che ci fa paura, di una violenza che è quella economica. La violenza economica è quella violenza che perpetua il maltrattante, normalmente l'uomo che detiene il potere economico, e che attraverso il potere economico fa violenza, non dà i soldi per la spesa, non dà soldi per le proprie esigenze della donna, oppure molte volte noi abbiamo avuto anche utenti che hanno uno stipendio, sono delle impiegate, sono delle insegnanti, sono delle professioniste che pur avendo una cultura, pur avendo un potere economico, non dispongono di fatto del loro guadagno, perché tutto viene gestito dall'uomo. La violenza economica, dovete sapere che nella nostra provincia è una di quelle tipi di violenza che va purtroppo per la maggiore, ed è una violenza riconosciuta, come poi anche la violenza assistita, che è la violenza che assistono i giovani davanti alle ripetute litigi che fanno gli adulti. E questo poi un domani porterà a sua volta può capitare a ripetersi, perché non è scientificamente provato. Comunque ci sono dei casi di verifica che chi assiste alla violenza da piccolo poi lo ripresenterà da adulto. E quindi dico, bisogna adattarsi alle varie situazioni, e per ora noi lavoriamo sui social. Grazie, dottore Pardi. Allora, dottoressa Antonella Gallo Carrabba, allora, in conclusione, ma la violenza si verifica soltanto nei ceti meno abbienti, dove vi è ignoranza, o anche dove c'è tanta cultura? Assolutamente no. La violenza è trasversale, attraversa tutte le fasce sociali, così come attraversa tutte le fasce di età. Quindi, anzi, forse io parlo sempre di un dato in mio possesso, cioè quello di Telefono Aiuto. In questi anni un'alta percentuale delle nostre utenti appartiene alla fascia medio-alta, appartiene a quella fascia di persone che hanno conseguito un diploma, magari qualcuno è anche laureata, vive in quelle cosiddette famiglie, tra virgolette, normali, appartenenti a quelle famiglie, tra virgolette, per bene, dove invece lì più difficile riesce a fuoriuscire la violenza. Uno, perché molto spesso il maltrattante fuori è la classica brava persona, quindi disponibile con gli altri, ma purtroppo dentro casa la difficoltà arriva nel rapporto con la moglie. Quindi, dottoressa, sì, dobbiamo ricordare il numero aiuto. Ecco, questo come messaggio di incoraggiamento, anche se un triste incoraggiamento. Mi auguro che le violenze piano piano possano veramente affievolirsi e sparire. Insomma, dopo quello che stiamo passando in tempo di pandemia, abbiamo conosciuto veramente la violenza di una malattia, l'angoscia e la disperazione della morte di chi ha avuto il Covid. Penso che sia un grande insegnamento di vita, di voglia di voler vivere meglio, avere un futuro migliore. Sicuramente, però io voglio comunque fare un cenno su quella che è l'attenzione che dobbiamo porre tutti i nodi della rete, sempre per ritornare ai nodi della rete, e soffermarci sulla gestione delle emozioni, perché penso che alla chiave di volta sia anche questa, cioè imparare ciascuno di noi alla gestione di una emozione alla fine di un rapporto, così come spesso ci sentiamo dire o sei mia o di nessuno. Quindi saper affrontare la fine di un rapporto, perché non significa che nel momento in cui si chiude un rapporto, possibilmente si può aprire un rapporto in cui si può essere felice entrambi.
Quindi dico, ricordo il numero che è sempre il nostro numero facile da ricordare, che è 0922 22 922. L'abbiamo scelto apposta proprio per essere facile da ricordare e così è stato. E ricordo sempre che è anche possibile mettersi in contatto attraverso i messaggi, la messaggistica di Facebook o di Instagram, per potersi mettere d'accordo con noi, avere un colloquio anche attraverso WhatsApp e comunque anche prendere un contatto, diciamo, per un appuntamento presso la sede. Ricordo comunque sempre che il centro antiviolenza ha diverse professionalità, proprio perché tutte insieme, dalle diverse angolature di ogni professionalità, si può affrontare insieme, perché nessuno è tuttologo, quindi ognuno di noi deve affrontare quel problema da diversi punti di vista, collegandosi con il territorio, quindi con le forze dell'ordine, con gli enti, perché da soli nessuno riesce a fare bene. Grazie dottoressa Antonella Iolo Carrabba, io ringrazio i miei ospiti, insieme virtualmente vi stringo con le mie mani per abbattere insieme a voi e per sempre il muro del silenzio, e che sia così. Grazie. Grazie a te. Cold nights and long days, we'll stick together, baby, always. Hard luck, baby,